Birra o vino? Sì. E benvenuti ad una nuova puntata di Lix Lab Podcast. Incredibile, oggi siamo in 4, poi vi sveleremo, vero, chi è il quarto. Assolutamente. Si sentirà. Qua sotto. Siamo qui con la band più famosa del mondo, si può dire? Si può dire, ma Vabbè, da si può dire qualsiasi roba di Dolo, dai. ad oggi. Sì, di dai, Dolo, della sì. provincia. Di provincia di Dolo, attenzione. Siamo qua con Alessio e Giovanni di Trick Play, un applauso. Intanto, se volete descrivervi un attimo ai nostri amici chi siete, da dove venite, una piccola presenza. Eccolo qua il quarto, attenzione. Teoricamente riesco a cavallo, aspetta. Ecco qua, buon vai, dopo il taglio, si spera. Vabbè, ciao a tutti, allora io sono Alessio, lui è Giovanni e siamo i Trick Play, una band che ormai è attiva dal 2012, formata dal 2012 e ovviamente per passione, per pura passione inizialmente, poi ovviamente c'era sempre il sogno che diventasse una carriera, ecco, e un lavoro vero, però al momento è ancora una bella passione che ci lega come amici da una vita e niente, continuiamo a fare la nostra musica, scrivere, comporre, che è una cosa che ad oggi non è scontata, è molto, molto difficile, però finché riusciamo battiamo il chiodo. Quindi tu adesso sei alla voce, anche alla chitarra, no? Voce e chitarra. E Giovanni? Io basso e terza voce, solitamente cori. Ci siete in 4, giusto, Siamo no? in 4. Siamo in 4. Sempre stati in 4? Sempre stati in 4, a parte un piccolo periodo che eravamo in 5, però alla fine sì, è proprio durato forse qualche mese. Ah, ok. Sì, ancora nel 2013. Ok. Tanti anni fa. Però la cosa che mi chiedevo anche fuori onda, insomma, come avete fatto tutti sti anni a restare uniti e a continuare a fare musica insieme, che non è scontato per una band, metti un singolo, vabbè, ma una band restare uniti così. Allora, intanto come ingrediente ci vuole La costanza. una buona dose di costanza, amicizia, rispetto sicuramente. ovviamente, però in realtà alla base c'è molta sincerità, nel senso che secondo me quando un gruppo di amici riesce anche a dirsi le cose in faccia come stanno, anche le cose peggiori, però senza essere rancorosi, senza a prendersela, ma veramente a sviluppare una maturità tale da dire ok, mi hai mandato a quel paese, però se ci vogliamo bene lo stesso, si va avanti, quindi Quali sono state le difficoltà più grosse, insomma, di lavorare in gruppo magari? ma allora comunque abbiamo sempre avuto un'idea. Sì, abbiamo sempre avuto un'idea comunque centrale, diciamo, Esatto. tutti bene o male sulla stessa direzione. Le difficoltà più grandi, probabilmente a livello dei live direi il meteo. Perché Il meteo è sempre un stato fattore abbastanza avverso contro di noi, la pioggia. Però comunque sì, diciamo che bene o male siamo tutti sempre sulla stessa, siamo abbastanza testardi perché comunque crediamo in quello che facciamo e abbiamo un sogno, si può dire, e finché ne abbiamo la possibilità appunto noi continuiamo sempre. Ma poi anche, no, dicevo, nel gruppo c'è sempre chi fa meno, chi fa di più, come eravate messi, no? O magari Allora, eravate ben organizzati? cerchiamo di dividerci un po' i ruoli, chi fa la scrittura dei testi, chi magari sta più alle grafiche, chi è più ai social, cerchiamo un po' di dividerci, non è facile perché comunque questo al momento è sempre una passione, quindi ognuno di noi ha il proprio lavoro e quindi cerchiamo in qualche modo, arrancando, di andare avanti con questo progetto, però ovviamente tutti e quattro abbiamo anche idee diverse su certe cose, le visuali Certo, di quello è proprio la genere, difficoltà. eccetera. Un giro di accordi come un giro di batteria, però comunque si cerca sempre di trovare un compromesso per
avere la soluzione giusta per tutti. Esatto, poi diciamo che comunque anche il fatto di avere magari idee diverse può anche aiutare, perché non avendo tutti la stessa idea, dire boh facciamo così, sì, aiuta comunque a trovare magari quella cosa che può essere comunque non il classico, ad esempio il classico punk rock che è sempre quello, magari ti dà degli spunti diversi per poter comunque anche migliorare, eventualmente fare qualcosa di diverso dal solito, ecco. Perché voi comunque avete iniziato facendo cover di Blink, Dei Green Day, dei Green Day. Dei Sam, che sono diciamo il punk rock, pop punk californiano, e insomma Che era sono più commerciale, la gente un po' gli piaceva, più mainstream, e ovviamente io sono partito già dalle medie con questi idoli, con questa passione, Certo. e da là mi ha portato a prendere in mano uno strumento, a formare le prime band già alle medie, quindi è stato un po' il fulcro di tutto. E dopo ovviamente col tempo maturi anche oltre al genere anche altri artisti, ascolti altri artisti, altra musica, ti fa influenzare da molti altri suoni, da molte altre canzoni, e quindi sviluppi sempre qualcosa di nuovo. Però diciamo che il filo conduttore è sempre stato più o meno il pop punk. Sì, il pop punk californiano. Esatto, infatti io mi ricordo 2013-2014 faccio un piccolo crossover che Candela mi fa sempre chiamiamo i Trick Play, perché fanno musica Grande. che Cande, io spero entro il 2050 di averti qui, ce la faccio secondo te, perché sono un Guarda che cancaro. lui è molto impegnato secondo me. Ma vaffa, questo che fassa poi acá. E attenzione, mi fa chiamiamo i Trick Play che muovono gente perché fanno musica commerciale, la musica insomma i Blink, i Green Day va sempre, Che ascoltano un po' tutti. è un po' una tipo American Pie, no? Esatto. E soprattutto muovono un sacco di figa, questo qua potete confermarlo oppure no? Sì, l'abbiamo mossa. Te l'hai mosso. Fatta scappare tutta. La vostra vita è cambiata a livello figa da quando suonate? È che suonate da veramente tanto, quindi sgonfia una domanda che trova il tempo che trova. Allora, diciamo che abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Sì. E ovviamente essere musicisti può aiutare un po'. È la famosa frase che ti fanno anche a Pulp Podcast. Fa essere la presidente, consiglio di farla scopare di più. Però insomma, comunque. Quindi, Ma diciamo che. Io ero indeciso se fare appunto il presidente o Sì. il musicista per scopare, alla fine ho fatto il musicista. C'è quello che c'è, dai. No, dai, comunque abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Io sono impegnato comunque da molti anni. Anche là, insomma. Bisogna sempre equilibrare tutto. una curiosità che ho sempre avuto, ma voi praticamente avete iniziato a suonare appunto le cover di Blink, dei Green Day eccetera eccetera, poi avete fatto musica vostra. Sì. Il pubblico secondo voi ha apprezzato sta roba qua? Beh, noi abbiamo ricevuto un bel riscontro. Sì, abbiamo ricevuto dei feedback positivi sicuramente, perché comunque bene o male, vuoi non vuoi, tante volte magari anche a livello di, parlando del primo disco che abbiamo fatto, ci hanno fatto dei paragoni anche a livello sonoro con i Finlay. Ah, beh, o certo, con i Dari, sì, per sì. capirci. Che sono gruppi che comunque a livello italiano noi ascoltiamo. Però quel che dico, Mare, se tu suoni una canzone che è già famosa, anche se la suoni di merda, la gente comunque ti ascolta, no? Perché la conosce. Sì. Ti senti una canzone nuova, capito? Non è la stessa roba. No, infatti diciamo che probabilmente il fatto è che penalizza probabilmente anche la zona, secondo me, perché magari più zona Milano così c'è più una mentalità Su magari grandi città. aperta, grandi Sì, città o me l'hanno già all'estero. detta sta roba qua effettivamente. Se vuoi fare musica dovresti veramente mollare tutto, a volte spostarti. Perché anch'io all'epoca che ero musicista, insomma, che facevo pezzi miei belli brutti che siano, ero sempre molto, molto penalizzato dalle cover band, perché facevano canzoni famose, ovviamente cover di Vasco Rossi, Ligabue, gente famosa, cioè la gente sopra si le cover di quell'artista là lo collega, lo vado ad ascoltare. Uno che suona musica propria si sembra molto penalizzato, perché Infatti io diciamo che avevo un po' all'epoca un po' un dente avvelenato contro le cover band. ma perché anch'io le comunque- odiavo, però poi Però dopo dici vabbè, comunque al loro lavoro fanno quello che gli piace. sì, ma è massa comodo suonare la musica Lo che so, altri. lo so, però alla fine
fanno divertire comunque la gente in tante serate, quindi un applauso per loro. Però il mio è, vorrei diventare qualcosa di, cioè vorrei portare qualcosa di mio alla gente, non copiare, e, insomma, C'è anche la soddisfazione di è la dire soddisfazione ho un anche. pezzo che ho creato io da zero, musica, testo e tutto quello che ci va dietro, e dire mi sono fatto il culo, si può dire, vero? Ok. Ho detto figa. E ora mi sono impegnato, mi sono sbattuto, ho provato un prodotto mio che non è la cover che dici sì, c'è anche un lavoro dietro a riarrangiare la cover, però insomma un pezzo tuo comunque ti dà una soddisfazione molto più, Sì, più sì, no, grande. sono d'accordissimo Assolutamente. effettivamente su sta roba qua, però è anche una difficoltà molto più grossa. logicamente. Assolutamente, Sì, sì, sì. scrivere i pezzi sono veramente lavori impegnativi, lunghi, quindi sappiamo veramente cosa vuol dire. Infatti li lascio scrivere a te perché Grazie. Eh. Certo. Avete visto che suonate da tanti anni, avete visto una differenza da quando avete iniziato ad adesso? Come far musica, rapportarsi con il pubblico, la generazione anche nuova ovviamente che viene. In realtà sì. sì, In realtà sì. ma soprattutto comunque la generazione nuova, i ragazzi, non so, i ventenni di adesso rispetto ai ventenni che eravamo 10 anni fa, c'è comunque un cambio a livello musicale, non solo il punk rock ormai è diventato un genere abbastanza di nicchia, anche quello alla fine non va quanto il pop, o comunque adesso c'è il rap. È cambiato un po' sì, il rapporto che si ha con, soprattutto col punk rock ad esempio, non più viene ascoltato tanto quanto una volta, ecco. Ma anche il seguito magari è cambiato, il tipo del pubblico in generale. Ma allora diciamo i fan fedeli sono rimasti sempre. Dopo Sì. magari c'è sempre qualcuno, qualche giovane che magari è diciamo la pecora nera all'interno magari del circolo della musica, che sia rap o pop, che si distacca un po' e dice ma questi ragazzi mi piacciono, approfondiamo un po'. Ma anche gruppi che suonano nuovi, emergenti, ce ne sono di giovani anche nella zona, dico. Allora, Qualcosina mi sembra di sì. Confronto qualcosina. a prima magari che c'erano di più, mi ricordo. Però sai che effettivamente ho notato che non è che ci sia questo giro nei locali di tutti questi gruppi No, nuovi. Cioè come o stanno mai? tanto in sala prove e basta, non si spostano fuori. O magari principalmente Però- partecipano tipo a contest. Ok. Però giovani band secondo me ce ne sono molto meno rispetto a 10 anni fa. Più 15 anni DJ fa. adesso. DJ, ma anche rap, chi fa rap forse, Sì. più magari solisti che fanno rap. Quindi c'è un cambio. Però comunque il tempo cambia, i tempi cambiano, la musica cambia, le generazioni cambiano, quindi bisogna capire in che direzione andare, perché adesso è veramente un casino. E di l'IA cosa ne pensate? La musica fatta con l'IA? Beh, lui manda sempre cavolate fatte con l'IA, Esatto. cazzate proprio. Ogni tanto sì, mi sbizzarrisco. Ma anche per fare una vostra canzone la utilizzate? Avete provato ultimamente a vederne gli effetti? No, in realtà no. Cioè, nel senso, magari facendo ste prove appunto di delle cazzate che mandavo a loro, magari diciamo, però a livello musicale sta cosa qua potrebbe essere da prendere in considerazione, ovviamente non da copiare. Però magari sai quello stacco di batteria che dici ci può stare, o quella chitarra potrebbe essere interessante. Però al momento non abbiamo ancora utilizzato IA No, sulle no. nostre canzoni, sulla nostra scrittura. Vedremo più avanti. Avete fatto un video con l'IA però, o sbaglio? Abbiamo provato a usare delle app che creavano dei video. Ah, ok. Sì, creavano dei video giusto per provare, sperimentare qualcosa, però bisogna anche là studiare un po' come farli al meglio, Sì. perché li abbiamo fatti molto amatoriamente. Esatto. E gli altri due componenti della band chi sono? Chi sono? Ah, i Seconda Trio, eccoli qua. Eccoli qua. Uno è Michael, Chitarrista? chitarrista, e l'altro è Pierluigi Nalesso, Il nostro batterista. E Michael che comunque mi fa anche da seconda voce, ok, canta anche lui. E niente, però lui inizialmente è stato inserito nel gruppo come batterista e dopo varie Peripezie. narrazioni, esatto,
si è spostato al suo veramente strumento nativo, che è la chitarra, ecco. Ok, quindi alla fine come strumenti siete, vabbè, la batteria, tipo il piano non ce l'avete? Allora, ultimamente stiamo uscendo anche con dei suoni di tastiera con il nostro amico Matteo Moro, che insomma ci dà una mano sui suoni di tastiera, e sì, che comunque al momento Soprattutto per le canzoni nuove nostre e Sì. anche per delle cover nuove che stiamo riarrangiando ci adesso. sta dando una mano sui suoni di tastiera, ecco, di synth e tutto. Sì, no, dico quindi comunque siete una batteria. Comunque noi siamo batteria, Bravi. basso Sì. e coro, chitarra solista, Michael, e seconda voce, e io chitarra ritmica e voce principale. Ok. Faccio un piccolo crossover, mi è venuto in mente. Secondo voi è possibile creare un gruppo solo di chitarre? Perché Bonso, il Cobra, vuole fare un gruppo. Ah sì, Tutti ho letto, chitarristi. ho letto questa notizia su Rolling Stones. Ho letto questa notizia su Rolling Stones ed è un'idea veramente d'avanguardia. Solo chitarre elettriche di colori diversi. È possibile fare una band solo di chitarre? Allora, Non è impossibile. nulla è impossibile. Esatto. Hanno fatto Venezia sull'acqua, Appunto, hanno fatto Roma in centro Italia. Hanno fatto- Piazzola sul Brenta. Hanno fatto piovere ad ogni vostro live. Esatto. Quindi non è possibile, non è impossibile, però insomma vedremo in futuro cosa succederà. super. Speriamo che Bonso realizzi questo suo sogno a sto punto. Speriamo di no, anche posso dirci. No, vabbè, l'unica roba secondo me da dire è che da quando abbiamo iniziato con la vecchia formazione, inizialmente nel 2012, abbiamo subito iniziato a girare per locali, ok? Ci hanno veramente accolto bene tanti locali, e dopo pian piano veramente con la fatica di andare a bussare la porta ai gestori, ai festival eccetera, ci siamo fatti sempre strada da soli, perché a mio avviso nel mondo della musica, nel territorio qua, c'è poca gente che ti dà una mano, cioè proprio devi farti da solo. E quindi Anche a livello di live. sì, no, Soprattutto a livello di live è difficile. è molto difficile, devi proprio sbatterti tantissimo. Poi per chi fa anche pezzi comunque Inediti, diciamo, non è Sì, come sì. le cover vanno perché le ascoltano tutte, come dicevamo prima. Certo. Pezzi Però- inediti è sempre una prova, Però ci è sembrata bene anche sui contest che ci siamo iscritti proprio agli inizi, e ne abbiamo veramente vinti parecchi. Sì, eravamo soddisfatti per quel poco che riuscivamo a fare, ecco. Io avrei una domanda per concludere, appunto mi avete fatto venire in mente sta cosa qua. Un crossover! No, è un consiglio, visto che suonate veramente da tanti anni, cosa consiglieresti ad un giovane che vorrebbe iniziare oggi a far musica? Io personalmente consiglierei di trovarsi inizialmente prima un amico, una persona con cui poter andare d'accordo a far musica, e vedere meno il lato della bravura, perché quello si può sempre migliorare nel tempo. Però l'aspetto umano secondo me è essenziale la cosa principale. per continuare in un rapporto duraturo. Quello è le basi. Dopo non so a te che consiglio mi dai? Bevete, cazzo. Se tenete l'alcol, cioè. Bevete. Ci volete raccontare l'esperienza a Sanremo Rock? Cosa è successo? Racconto io, racconti te. Racconta tu, dai. Allora niente, praticamente abbiamo fatto questo contest nazionale dove veramente partecipavano band da tutta Italia, e noi abbiamo fatto le selezioni per il Veneto a Vicenza, e in mezzo a tante band molto brave, molto tecniche anche, perché noi, tra parentesi, abbiamo studiato un po', cioè io almeno ho studiato chitarra, ho Sì. studiato un po' canto, però ho fatto proprio l'anno accademico, cioè dopo non è che mi sono specializzato, vabbè, ho suonato avanti per la mia strada, autodidatta, e quindi non siamo maestri di niente. Siamo simpatici. Siamo Esatto. simpatici. E quindi veramente gareggiare contro band molto tecniche ed arrivare primi è stata una soddisfazione, primi nelle selezioni del Veneto, quindi andare diretti al Teatro Ariston a Sanremo nel 2019,
È stata una bella soddisfazione, abbiamo fatto una bella esperienza perché è stata una settimana dove ci siamo confrontati con tante band a livello nazionale, ok, che arrivavano da tutta Italia e niente, quindi diciamo è stata una parentesi di esperienza. Sì, no, è stato bello, quello sì. Anche Abbiamo perché conosciuto altre band. sì, esatto, più che altro non abbiamo mai fatto anche settimane in hotel insieme. Quindi è stata anche un'occasione per noi di fare diciamo una vacanza, ma anche sempre essere all'interno della musica a 360 gradi e niente, abbiamo conosciuto veramente tantissime anime, Soprattutto la band sarda. una band sarda che praticamente era compagna non compagna, era confinante di stanza. Esatto. E appena siamo arrivati proprio hai sentito un casino che arrivava dalla stanza di là, non sapevo se stavano uccidendo a colpi di urla, bestemmie, non capivamo. Dopo siamo andati a capire cosa stesse succedendo e niente, praticamente tutto normale. Hanno aperto, ci siamo presentati, tutto normale qua, tutto Loro normale. fanno così, hanno detto. Allora, noi facciamo così, si uccidono e dopo vedi, questo è il segreto di una band, bisogna uccidersi, no, cagnarsi, perché se ti tieni tutto dentro dopo rischi di sì, ti va bene tutto, alla fine dopo prima non esprimi esatto. te stesso, magari un'idea che può essere potenzialmente interessante o anche da scartare, ma se non ti esprimi non saprai mai. E poi sì, se ti va tutto bene. Però bisogna vedere anche il carattere dell'altro, perché magari uno che uno è più soffende, certo, sì, però diciamo che se tu gli vuoi bene a una persona, cioè non è che ti sposi una persona e appena fa un piatto fatto male la lasci. Sì, ovvio, sì, certo, per carità. E quindi cerchi di volergli bene nel bene e nel male, ecco. Però diciamo che nel caso di Sanremo questi qua erano veramente fuori di testa. Sì. Che addirittura una sera io sono soprannominato Patatone perché la mia ragazza mi chiama Patatone, no? E allora loro hanno iniziato a chiamarmi anche loro Patatone un po' per scherzo. Una sera, là a Sanremo, diciamo che abbiamo bevuto un po'. È stata una serata molto, molto carica e io sono andato a letto veramente caput. E il giorno dopo io ritrovo la band sarda, questa qua, e la ragazza della band, la bassista, viene là e mi dice: come stai Patatone? Ci sono rimasto veramente malissimo perché loro gli hanno detto che io mi chiamavo Patatone, capito? Cioè era roba... Ti ha detto Patatone, ti sei ripreso. Cioè io là quando mi ha detto sta roba tipo sta de merda. Da via testa? Col cazzo? Vabbè, comunque sta bello. E ti ha fatto qualche regalino sta sarda, no? No, guarda. No? Era una bravissima musicista, ma... non lo sapremo mai, No. Un bel toro? No. Poi il bassista sei abituato ai maneghi lunghi. Esatto. No. Assolutamente. Benissimo. E invece quando è che avete scambiato X Factor? Cosa è successo? Avete conosciuto Amy Schilla o era a Marrakesh? No, lì praticamente eravamo agli studi di Milano che si chiamava, adesso non mi ricordo lo studio, Massive mi sembra, Massive Studio, e siamo andati a fare le selezioni di X Factor. Facendo salottino con le produttrici di X Factor abbiamo visto che sono sputati fuori a un certo punto Gay Pechegno, che ho riconosciuto, ho detto a Pigi, il nostro batterista: oh ma è Gay Pechegno. Allora vado per alzarmi per salutarlo, però lui se ne va via e nel mentre mi becco questo stallone, ok, mulato, e lì per lì, non ascoltando tanto rap, mi è venuto a dire: oh, ciao Emis. Questo qua era Marrakesh, mi fa no guarda, Emith proprio no, proprio sai con la S che a lui, Emith proprio no. E gli faccio: no, scusami Marra. Cioè proprio Fedez. Esatto, beh, ma lì a X Factor quanti gruppi, quante band eravate più o meno? Cioè come funziona là? Solo quel giorno secondo me saremmo state almeno una ventina, anche 30 forse. Tantissime, perché loro poi fanno ovviamente in base in tutta Italia, fanno tutti i vari casting. Ok, ho capito. Non mi ricordo di preciso, ma eravamo abbastanza, Tantissimi. anche perché c'erano anche artisti singoli.
ed è passato tempo perché era il 2016, loro stavano registrando Santeria. No, 2006, stavo Sì, perché registrando, quest'anno è uscito fanno l'anniversario vero? di Santeria. È vero? Era 2016 che ha fatto 2016. quel disco là, bellissimo tra l'altro, quindi, ma di 20-30 band, artisti che eravate, ne passavano un tot, quindi come funzionava? Sì, ne selezionavano veramente poche, anche perché dopo facevano una bella scrematura. Però noi abbiamo fatto un'esperienza, siamo andati là con un nostro siamo andati là un nostro produttore, ex produttore, Sì. che è stato un po', diciamo, il nostro crucio per un periodo. È stato un po'. Ma produttori in che senso? Di cosa? Ecco, Sì. ti lascio parlare a te. Allora diciamo che sì, produttore a livello musicale, diciamo, noi l'abbiamo conosciuto nel 2015 forse. Io l'ho conosciuto nel 2014, dopo quando abbiamo riformato bene il gruppo. E... Si è inserito bene. Sì, abbastanza. Dopo in realtà diciamo che lui ci ha seguito abbastanza, perché poi ci seguiva alle prove, veniva ai concerti e tutto. Poi c'è stato sto aneddoto che abbiamo scoperto in realtà che non era proprio sto produttore come milantava lui di essere, ma No, vi diciamo chiedo... sono esperienze, ecco. Ci giocava sopra. Sì, ma alla fine voi vi autoproducevate alla fine, quindi voglio dire, il produttore che investiva sui dischi, sul merchandise, cosa faceva? Lui praticamente si è venduto come uno che ti poteva inserire nel mondo della musica. Ok, in quel senso là. E quando siamo andati a registrare il nostro primo disco, dopo a metà disco, diciamo è sparito, l'abbiamo tra virgolette cacciato. Esatto. Ok, che era il 2018. Il primo disco l'avete fatto prima? Non era il secondo disco? No, aspetta, mi sono perso. 2018 è uscito il primo disco, Momenti Perfetti. Sì? Aspetta, ma scusa, non avevi fatto un'altra roba prima, no? Di vostra? Può essere, no? 2018, dovete fare un altro adesso, è il secondo sto qua quindi. No, abbiamo fatto il disco nel 2018, 2022 l'EP di Fuori Controllo, e adesso sono usciti 5 singoli. Boh, dai, aspetta, che rientrano nel Esatto. fuori artificiale. Però avete fatto 6 anni dopo il primo disco, quindi. Sì. Nel frattempo abbiamo raccolto un po' di fondi, perché siamo con i concertini che facevamo, siamo pagati la strumentazione per la sala prove, perché siamo partiti con tutto basic, tutto spartanissimo. Quindi tutta la strumentazione che ci siamo comprati l'abbiamo comprata proprio con i concerti, contest. Quindi andando avanti a 100-200 euro a concerto avevamo preso tutta la strumentazione. Da là dopo abbiamo tirato su altri soldi per fare il primo disco, nel mentre stavamo scrivendo i pezzi. Ho capito. Sì. Beh dai, sta una bella gavetta. Anche perché fare un disco rock, adesso non so, fare un disco rock comunque costa. Non sei come fare un disco rap che ti ha la basetta e la voce, no, era roba. tutto. Tanto abbiamo iniziato nel 2017 a registrare e abbiamo fatto su uno studio tutto analogico. Beh, si non può salutare, cose da Stefano Pivati, dal maestro. Dal maestro, esatto, salutiamo. Che anch'io, se posso dire, ero andato là a sentire per fare un disco, però sono scappato subito come il presso. Qui skate di fare una canzone, facevo un disco intero da un'altra parte, poi alla fine mi sono arrangiato, però effettivamente. Metti che da solo è un po' più impegnativo, però noi essendo in 4 ci siamo divisi le spese. Sì, però aveva anche una band, aveva anche senso avere, mi facevo rap all'epoca, non aveva neanche senso fare veramente potevi usare qualsiasi strumento, alla fine c'era tutt'altra roba, insomma, ecco. Poi diciamo che adesso col tempo in realtà abbiamo anche un po' imparato a usare programmi come Logic, esatto, in modo tale che magari, non so, viene fuori sta canzone qua, ti fai una produzione da solo a livello un po' grezzo, ti sistemi un attimo tutto quanto e dopo in base a quello, col prodotto finito, magari andiamo a registrarlo su uno studio. Sì. Io col Covid ho iniziato a comprarmi scheda audio, Logic, computer, ho iniziato a produrmi un po' di pezzi in casa, in realtà erano pre-produzioni appunto, per esatto. dopo portarli in studio. Ed è servito tantissimo per
avere già un'idea di base. Sì, però anche tipo di la batteria ci vogliono dei microfoni particolari, mi sembra, no? Sì, sì, considera che comunque abbiamo la fortuna di avere la batteria elettronica, cioè il nostro batterista ha la batteria elettronica, Ah. e quindi col cavo. Ah, lei? anche la chitarra Tutto col MIDI? cavo. Sì, però quella è analogica, non è MIDI. Ok. Quella è proprio suono. Sì. Quello è suono. Beh, però con una scheda audio in casa non puoi fare un disco rock suonato. Fai un disco con dei suoni Che lasciano grezzi. Sì. Non è un prodotto, Non è un diciamo, prodotto professionale. Anche poi devi mixare ogni strumento dopo. Sì, no, ma facciamo Sì. infatti delle pre-produzioni appunto per dopo andare a registrare in studio. Sì, magari per capire se può essere interessante, magari per provarla, sentire Infatti come suona. con Stefano col primo disco e anche in realtà col secondo EP da Gaffu a Tiene, e abbiamo fatto le pre-produzioni lì. Ah sì. Abbiamo fatto le pre-produzioni lì, quindi anche quello forse coincide nel prezzo, Certo, sia sì. il pre che il dopo. Perché comunque è tempo che perde, giustamente. insomma. Anche Sì. tutto il lavoro di master porta via Ho fatto un pacchetto. tantissimo. E a proposito di master, cosa è successo che sei andato a prendere i CD a Milano? C'è stato un problema? Era la data, mi ricordo, Il all'Open, release party. la data, diciamo, data zero dell'uscita del primo disco. Avevamo ordinato 500 copie per essere sicuri di averne, fisiche e tutto quanto, in un posto a Milano. Dovevano mandarcele, è stato il problema che non erano pronte per quel giorno là, quindi il nostro chitarrista Michael è preso alle... Cioè erano pronte Erano pronte, però ma non non sono state spedite. spedite. Insomma, ok. è partito da Fiesso, è andato fino a Milano e è tornato in tempo con gli scatoloni e tutto. per Lo il stesso concerto. giorno, esatto. Sporco. Quindi partito. salvi anche là. Sì. Ho fatto un toccata e fuga per prendere i dischi e Cioè, non sappiamo ancora come sia possibile in realtà, perché arrivare da Fiesso a Milano è lunga, il ritorno pure... la sera ha suonato. Esatto. Vabbè, però era per una buona causa. dai. Beh, sì. assolutamente. Ci avevamo promesso i dischi a tutti e non esatto. ce ne avevamo. Dopo vi ha fatto un boccaciccio quando è tornato per ringraziarvi. No. Abbiamo dovuto fare No, noi. però Esatto. abbiamo Boh, ringraziato molto bene. E invece il video di Fuori Posto com'è andato? Video fuori posto è stato innanzitutto un bellissimo video che se volete andare a vedere, sulla villa. e ringraziamo sempre Checco regista e Sciucca l'operatore che è batterista di Rumatera. Ah, incredibile, sì. non ho visto che ha fatto loro il Sì, video. hanno fatto loro il video. Non solo quello, anche il primo video che abbiamo fatto, 2 note, il secondo in quest'estate, e tra parentesi sul video in quest'estate, che trovate su YouTube, che abbiamo fatto al mare, Sciucca Ci ha rimesso soldi perché è caduta, gli ha appoggiato una camera in acqua. Ah, cazzo. lo zaino si era impregnato Di acqua nell'acqua scendendo. scendendo dalla barca, perché siamo andati in barca in spiaggia a fare il video. Sarà Vabbè. stato contento, insomma. Contentissimo. Infatti lo saluto. E quindi loro hanno fatto il video. Tornando al video di Fuori Posto, Un bel video veramente, Una villa. ma a livello soprattutto della location, perché era sta villa veneta enorme. Ci abbiamo messo una settimana buona su e giù per pulirla tutta, anche perché comunque era una villa vecchissima. sì. Una ragazza Loro- ce l'ha data in Esatto. affitto per pochi spiccioli in realtà. Esatto. Però Però- appunto dovevamo pulirla. Quello- pulirla. Tira su merda di topo. Macello. Destra manca. Però bello questo salone centrale, il pianoforte lì, Sì, ho visto, Bellissimo. sì. stupendo. Tra l'altro Checco alla fine di tutto ci rivela che teoricamente quella villa sarebbe infestata da fantasmi. Ne ho Dovrebbe trovato essere stata nessuno. io Però- nemmeno io non mi ricordo, però boh, Magari nel video, sai che tipo compare in fanno qualche vedere che c'è Esatto. il fantasma dietro, esce le robe. Bisogna rivederlo A rallenti. bisogna rivederlo al contrario, non so. Dovete riguardarlo più volte su YouTube per capire se c'è qualche Esatto. fantasma nascosto, che ne so, magari dietro Alessio, magari mentre suona, che ne so così. Ma Vi chiedo l'ultima cosa, c'è stato un evento particolare in sala prove che qualcuno è stato scortato dai carabinieri? sì, Quella volta venendo... sì, vabbè, ma
Ci sia stato, forse sì, i primi anni che ho iniziato anch'io con loro, 2014-2015, stavamo venendo in sala prove, eravamo letteralmente a 5 metri dall'ingresso della sala prove, carabinieri che ci hanno fermato. Cosa c'è in quella cosa? Il basso? Custodire un fucile. Ho detto, siete musicisti? Sì, dai. Più o meno. Proviamo. Ci proviamo, dai, non siamo professionali. Insomma, mi ricordo che a un certo punto non l'avessi mai detto, gli ho detto, beh dai, faremo i trick play live alla caserma dei carabinieri. Si è girato sto carabiniere, che cosa? Ho detto, niente. Dopo il momento facciamo l'ispezione rettale. Insomma, non era massa contenti, insomma. Non erano super felici. Però dopo, vabbè, tranquilli, eravamo proprio là in sala, praticamente in sala prova ci hanno fermato prima. Qualche altra avventura che avete combinato in tutti questi anni? Beh, allora, avventure. Disavventure. Diciamo che appunto una delle note dolenti della nostra carriera, appunto nei live estivi, è sempre la sfortuna di beccare brutto tempo. Infatti c'è stata un'occasione molto importante per noi dove dovevamo aprire 2 band importanti al Ferrock Festival a Vicenza, che si chiamavano The Roser e Shandon. Ah, follia! Ah sì. Ah sì, 2 band della scena punk importanti. Sì, siamo stati scelti per aprirli, occasione veramente top, unica, e ci aspettavamo veramente tanto macello. Il problema è che poco prima che iniziasse tutto il festival, cioè da quando dovevamo partire noi a suonare, successivamente gli Shandon e poi i The Roser, ha diluviato in una maniera impressionante. Ma solo là? Solo in quel punto, la nuvola era solo lì. Okay? Solo lì. Tipo Fantossi. Esatto. Quindi praticamente c'era il campo bagnato e non c'era nessuno. Perché tutti sono arrivati dopo. Esatto. E noi eravamo già in ritardo con la scaletta perché avevamo iniziato a suonare appena aveva smesso di piovere. Sai che robe che proprio quindi abbiamo suonato davanti a 3 gatti. Ce lo immagino. Finita la nostra esibizione, pian piano è iniziato a riempirsi, perché ovviamente è uscita una bellissima serata dopo. Quindi è stata, non dico un'occasione persa, però ci è dispiaciuto. Dopo abbiamo ricevuto, sono stato contentissimo perché abbiamo ricevuto i complimenti anche dai The Roser e tutto quanto, quindi sono stato contento lo stesso. Però un po' dispiace. Infatti un altro nome che volevamo associare al gruppo invece di Trick Play era Diluvia. I Diluvia. I Diluvia. Detto, cambiamo nome, ci chiamiamo i Diluvia a sto punto. È vero, perché c'è stato un momento in cui abbiamo detto, ma proviamo a cambiare nome, troviamo qualcosa di più efficace, e là ad esempio abbiamo usato l'IA per darci qualche consiglio. Penso siamo stati un mese a cercare un nome, alla fine abbiamo detto, noi siamo i Trick Play, siamo nati i Trick Play. Sì, esatto. La gente ci conosce per quello e quindi... Ormai 13 anni che siete con Trick Play, hanno senso cambiare. Esatto. Dopo ti dico, il nome è nato molto casualmente, in sala prove. Sì, non sapevamo come, all'inizio ci chiamiamo come proprio idea di partenza, che tu non c'hai ancora. Io ero... I Petsman. Ah, figo. Petsman, no, perché sì. tutti ci chiamavano Pets, Vez, allora ho detto Petsman. Diciamo che abbiamo subito scartato l'idea quando abbiamo visto su un registratore in sala prove c'era scritto Continuous Play, ok? Vuol dire riproduzione continua. Ok. Alla fine ho detto, se ci chiamassimo Trick Play? Alla fine abbiamo ottenuto quello. Ci sta. Da allora abbiamo ottenuto quello. Quando avevate alla fine quanto? 20 anni? Prima dei 20 anni, aspetta. Prima. Poi siete 95, 94. Sì, 95. 95, quindi Lui avevi 96. Quindi avevi 2012. 12 più 5, 17 anni, sì, quindi avevo 17 anni. 17 anni, insomma, che stavo, insomma. Erimo dei sbarbatei. Sì. Sì. Quindi un po' questo. Tra l'altro mi viene in mente, non so se lo sapevate, penso di sì, e c'è un crossover perché voi siete stati inseriti in modo non consapevole sulla canzone di Beh Amore di Aino Rizzo. Lo sapevate? Ah sì? Io non mi ricordo. Come no? Perché era il Senza Tempo
non so perché ho detto Airo, vai a rompere i coglioni a quelli che suonano, vai a fare la breakdance là. E ci sei tu che stai cantando e vedi sto qua giù che, ma che cazzo c'è fa? Forse adesso che mi dici questa cosa... Del 2012 comunque, casomai lo metterò Mamma mia. qua sotto in sovraimpressione. Esatto. E niente, ho fatto sto crossover qua. Beh, ma poi lui che incita, vai a rompere i coglioni, bellissima sta Sì, cosa. sì, e voi eravate Bellissima proprio, sta cosa. non c'eravate state al gioco tanto, cioè non capivate perché te eri impegnato a fare la tua canzone, ma che cazzo sei? E niente, cioè lui vestito da uomo ragno che è sotto il vostro palchetto, insomma, che vi rompi i coglioni. Ti prego, mettilo in sovraimpressione a sto punto. Assolutamente. Se ce l'hai, perché a sto Certo, punto. sì. Allora vi chiedo delle domande così proprio a bruciapelo da rispondere subito. Green Day o Blink? Blink. Green Day. Volete motivare proprio? Beh, Probabilmente, io probabilmente i Blink è stata la prima band che ho sentito ancora prima di Green Day. E da là ho iniziato e ho detto, beh, mi piace, approfondiamoli. Poi non dico che i Green Day non mi piacciono, però... A parte Green Day probabilmente- cosa ha fatto quell'anno là del botto, dopo Eh. effettivamente i Blink forse sono più, insomma, oddio, no? parliamone. Sì. Non lo so, possiamo parlarne qua, va, aprire un bel discorso. Comunque, in realtà la mia band iniziale, che mi ha fatto scoprire un po' il mondo dei live, sono Erano i stati ricchi e poveri. i Nomadi. I Nomadi. Follia. Perché, ragazzi, perché quando ero ragazzino, ok, Attenzione. con i parenti mi hanno portato, in realtà gli ho detto io guarda c'è un concerto qua dei Nomadi, i miei genitori, i miei zii ascoltavano i Nomadi e quindi siamo andati dei Nomadi a Fossò, ok? Da lì è partito un po', è stato il mio primo live in assoluto. Ma tu pensa che, sai che una volta c'erano le Quindi- cassettine? Sì. Anche il papà aveva i Deep Purple, i Pink Floyd, e aveva anche lui Nomadi e Lucio Battisti, Capito? che c'era tipo in italiano, allora, effettivamente sì. Dopo non so. siamo passati a vedere all'Heineken Jamming Festival i Linkin Park. Ok. Anche là, anche Linkin Park, tanta roba insomma. anche Linkin Park. Park. E dopo mi ha folgorato che è passata per radio Wake Me Up When September Ends e da lì è partita la passione per i Green Day e approcciarmi alla chitarra, approcciarmi al mondo del punk rock, Certo. della musica. Quindi Green Day per me, per questo motivo. Ma non perché i Blink non mi piacciono, sono la mia band preferita, cioè un'altra band preferita Sì, però. sì, siamo a scegliere, come dire, Mamma e papà, di pre tra Picasso e Van Gogh, insomma. Quindi, esatto. vabbè. Che salutiamo Andrea. No, paragonava i fenomeni trash, cioè, mi stai chiedendo Michelangelo a cioè, Van Gogh tra Iron Rizzo e Alexis. Vabbè. Comunque Una scelta difficile. preferite cantare, cioè musica italiano, per voi dico per i Tick Play, italiano o inglese? Allora, a livello vocale a me verrebbe meglio l'inglese, Addirittura. sì. Però per una scelta di territorio, di messaggio più diretto, eccetera, scrivo in italiano. E mi è passato l'idea di cantare in Veneto, no? Ma in realtà no. Diciamo che forse sarebbe più facile, probabilmente anche a livello di scrittura. Sì. Perché comunque... Ci verrebbe forse più naturale anche. Esatto. Quello sì. Perché il Veneto, obiettivamente, io lo parlo giornalmente, Esatto. quindi sì. Però No, cioè siamo più sul solo in italiano in realtà. Anche quindi i pezzi sì, nostri, sì. bene o male, sono tutti in italiano. esatto. Che? Erano difficili, io sono sudato, dai tempi delle Però la superiori che non venivo risposta- interrogato Madonna. così. La risposta Sudavo. preferita è stato Biro Fino, sì. Sì. Topo del top. Sì. Effettivamente no, c'è la risposta migliore. Conclusione, Beh. soprattutto anche progetti futuri mi verrebbe da chiedere, visto che adesso avete Certo. in ballo cosa? Beh, allora, Beh, adesso abbiamo fatto uscire 5 singoli nuovi che in realtà sono un genere diverso da quello che siamo partiti, perché è un po' più sul pop, abbiamo sperimentato cose nuove col buon Sala, col buon Sala che ci ha fatto delle produzioni. Che saluto tra l'altro, grandissimo comunque. Grazie.
è venuto qua, vabbè ormai è passato tempo, però mi ha regalato di quelle chicche incredibili. Sì, è un guru. È un guru, incredibile. ne so. È un guru, un guru. Ne sa, mi ha parecchio aperto la mente su tante Sì, robe. sì, è veramente preparato, infatti ci siamo trovati molto bene e abbiamo sperimentato queste nuove canzoni con dei suoni diversi dai soliti nostri, Dal solito punk rock. Punk rock, esatto. E anche lui usa Suno Pro. Sì, no, non so se no, il banno adesso. Lui, non so adesso, lui cosa usava? Non usava Logic. Non lo so, ma alla gente non interessa, esatto. quindi è a posto. E quindi abbiamo questo EP fresco fresco su tutte le piattaforme. Faremo dei live a Fiesso, E a Cazzago Cazzago. e a Bologna. Andiamo a Bologna il 23 maggio. E Sarà già passato quando c'era ok, non si sa. Allora, Com'è andato a Bologna? Bene. Pieno di Esatto. Adesso non so, io sto pubblicizzando e non... Quando perdi gli altri, beh, uno è a settembre comunque vostro. Allora, prossimi live sono 6 giugno, 6 giugno a Fiesso. a Fiesso d'Artico. Già fatto. Penso che uscirà a fine giugno sto video. Ah, ok. No, dai, forse anche, dai, ve lo faccio uscire proprio, vabbè, vedremo. Probabilmente è già uscito, però non si sa mai. Va bene. Quindi se fosse e Cazzago il 3 settembre Vi aspettiamo all'11. a Cazzago al 3 settembre, sicuramente all'11. All'11 che non è la data, ma è l'evento. Esatto. Che è l'ex Cazzago Cities Live, si può dire? La location è Esatto. quella. Ok. La location è quella. Boh. Ci salutiamo. Se vogliamo, ci salutiamo. Sì, ciao, è stato bello. Ciao. Ciao Alessio, ciao Giovanni. Ciao Botte, Noi ci era un sogno vediamo essere qui. alla prossima puntata